Siamo alle finali, le attese finali del Festival Triveneto del Baccalà e qui cominciamo con gli ospiti della serata e subito abbiamo chi in qualche modo ha inventato questo festival. Sì, molti anni fa abbiamo pensato di dar vita a questa iniziativa su uno dei prodotti più importanti della nostra cucina veneta, il baccalà, che è il pesce che ha cambiato la storia del mondo, come scrive Kurlansky. E direi che della strada ne abbiamo fatta tanta. Siete a un numero strabiliante di edizioni e il festival era partito dal Veneto e adesso si è allargato al Triveneto. Questo ha portato che cosa? Ha portato intanto che abbiamo raccolto in tutti questi anni ormai più di 1 migliaio di ricette estremamente originali, perché questo regolamento prevede che ciascun ristoratore, ciascun albergatore o ciascun cuoco deve predisporre delle ricette innovative, non può essere né il baccalà alla vicentina né il mantecato, ma devono essere appunto ricette originali di antipasto, di primo e di secondo, addirittura qualcuno di dessert. Lei capisce che in questi anni, selezionati tra l'altro dai clienti, questo è un altro elemento molto interessante di questa manifestazione, sono i clienti che scelgono i piatti preferiti alla fine, è una giuria come questa che noi ormai da anni facciamo, abbiamo degli chef stellati straordinari. Io amo partecipare a questa iniziativa ormai da presidente onorario del festival, proprio perché è molto bello sentire le loro opinioni, i loro pareri di persone che fanno la cucina italiana. Certo. Quindi questo grande patrimonio di ricette e naturalmente le ricette andiamo subito agli chef. Abbiamo sentito parlare di ricerca, no? Di baccalà reinterpretato. Siamo con Nicola Portinari, 2 stelle Michelin anche quest'anno, ormai un punto fisso. E cosa ci dici Nicola di questa ricerca continua? Tu che sei nella giuria. Sì, c'è il livello che si alza di anno in anno ed è una cosa molto importante perché comunque con un unico ingrediente si riesce, che tra le altre cose è un ingrediente che si presta a tante preparazioni e ogni anno ci danno delle sorprese incredibili e io ormai questo è il 4º anno che sono in giuria e anche quest'anno spero di vedere questa innovazione, questa crescita, perché è molto interessante vedere i giovani come riescono a interpretare questo bel ingrediente che una volta era povero, adesso lo è un po' meno, però è molto interessante e molto malleabile. Molto malleabile. Qui abbiamo un altro chef, quindi chiamiamo in causa. Buonasera. Io sono Peter Brunel, sono diciamo così, ormai un affezionato perché anch'io sono 5 anni che faccio parte della giuria e ovviamente ho vissuto questa evoluzione, no? da vicino di casa, Trentino, e dico la verità, è molto bello vedere l'evoluzione che ha avuto il festival e l'evoluzione che ha avuto l'ingrediente, perché ogni anno, no, ci sono stati spunti nuovi, visioni diverse, si è arrivati addirittura ad estremizzare questo ingrediente sul dolce, no? Cosa molto interessante, molto bella. È anche una bella sfida per questi chef che si confrontano perché c'è sempre qualcosa in più da fare, no? Assolutamente sì. Per battere la ricetta del concorrente. Sì, poi dico anche noi, no, chef stellati, cioè stiamo dall'altra parte e viviamo ovviamente questa serata da ospiti, no? Da commensali, e perciò c'è anche una visione diversa rispetto a quello che è il risultato magari dello chef quando è dietro i fornelli, no? Certo. Molto molto interessante, poi sempre ben organizzata. Ti ringraziamo. Un attimo solo, qui ci raggiungono ospiti ormai in continuazione, quindi questo è bellissimo, siamo in una pseudo diretta e siamo con Telepietra, Daniele. Siamo l'azienda che è partner del festival da ormai 7 anni, quindi siamo tra gli organizzatori di questo evento e raggiunti alla 7ª edizione siamo sempre più entusiasti del lavoro che stiamo facendo e delle nuove ricette che vengono proposte. Che diventa praticamente un patrimonio, no? Cioè, c'è il patrimonio di tanti tipi, queste sono le ricette. Sì, diciamo che è un patrimonio che sta diventando ricchissimo e che stiamo
vogliamo anche sfruttare proprio per cultura. Diciamo che il motivo fondamentale di questo festival è proprio lo sviluppo della cultura attorno allo stoccafisso e al baccalà. Quindi le ricette entrano a fare parte della nostra cultura e si spera che fra queste centinaia di ricette che ormai abbiamo raccolto venga fuori un nuovo baccalà alla vicentina, un nuovo baccalà mantecato, giusto? Esattamente. Poi c'è da dire una cosa, no? E qui fare grandi complimenti alla famiglia Tagliapietra, perché oltre, diciamo, a sviluppare, no? Cioè questa voglia, no? di costruire il piatto, il vincitore fa un giretto alle Lofoten, nella zona ovviamente nordica, e vive un'esperienza veramente unica, una cosa molto bellissima, cioè molto bella, che apre grandi orizzonti mentali. Sì, ho sentito spesso che per gli chef andare a vedere dove c'è la materia prima è un'esperienza veramente unica. Sì, perché anche capiscono tutta la complessità che sta dietro il prodotto. Molte volte bisogna anche capire cosa c'è dietro per apprezzare ancora di più il prodotto e per valorizzarlo soprattutto. Sì, è il secondo anno che faccio parte della giuria di questo festival del baccalà ed è veramente una cosa interessante perché le varie sfaccettature con le quali gli chef riescono a trattare un prodotto è già una cosa molto interessante per se stessa. Poi ogni anno ci sono piatti nuovi diversi e quindi c'è anche la curiosità di vedere un pochino cosa riescono a fare questi chef. Anche perché ovviamente è nella cultura degli chef quello di essere creativi e di osare, no? Qualche volta magari osano un po' troppo, ma certe volte però il risultato poi si vede. Beh, se sono bravi devono osare, no? Perché a volte alcuni di questi piatti diventano veramente delle creazioni molto interessanti. Poi ovviamente c'è chi osa e non ha le capacità di osare, però insomma. Continua la carrellata di ospiti qui alla serata, alla finale del premio Triveneto del Baccalà, e siamo con colui che in qualche modo da diversi anni è un po' colui che organizza tutto, che controlla tutto, insomma, che se qualcosa va male sappiamo con chi prendersela. Esatto. Se va male è colpa mia. Ma va sempre bene, Non giusto? ci mancherebbe. E parlando prima mi dicevi che effettivamente voi date molto spazio ai giovani, quindi in qualche modo si può dire che è una iniziativa che fa avvicinare i giovani chef, i giovani ristoratori al mondo, diciamo, più elevato. Non è che diamo spazio, cioè perché è nato il Festival dello Stoccafisso Baccalà? Proprio perché per l'innovazione, perché uno per partecipare deve preparare 3 piatti innovativi utilizzando stoccafisso e baccalà. E non è detto insomma che chi è più anzianotto non lo faccia, anzi, però diciamo che l'innovazione, lo sprint ce l'hanno i ragazzi emergenti, insomma, quindi cerchiamo di dare spazio ai ragazzi che stanno crescendo, insomma. Sì, prima under 35, under 30? Ma sì, magari col tempo se riusciamo a fare l'Under 30 saremo tutti felici. Questo è il festival, poi c'è Baccalando invece che appunto è l'avvicinare proprio i giovani, quindi siamo fermi ancora al Veneto con quel concorso. Parallelo a questo 7 province del Veneto, 7 wine bar e il premio è appunto sull'aperitivo. Sull'aperitivo, sì. L'aperitivo cosa vuol dire? Studiano l'aperitivo e il cicchetto, tra virgolette, perché stanno facendo dei cicchetti che È una grande tradizione poi nostra. sì, no? però insomma stanno facendo dei piccoli piatti più che dei cicchetti, perché veramente ci mettono l'anima e cuore e ogni anno ci stupiscono sempre di più. Quest'anno ha vinto, mi ricordi? L'autostazione, sì, con cicchetto, un doppio fritto, diciamo, una cialda sotto con una polpettina di stoccafisso e baccalà, che la stanno servendo viene servita sia l'aperitivo e il cicchetto a tutti gli ospiti di questa sera.